mano picco tue, se no, chissà quale voce chissà. Te invece uno scacco che ti cazzo sei visto, quattro dienti che te sono rimasti. Wow! Vedi che tutti siamo passati un bello uguale in questa casa? Se ti vas a vedere qualcuno che sta troppo barbiero. A tutti gusti, non c'è mai perdenza. Ma tanto ti scumpi po'. Qualche storia. A me non mi pare. Fammi vedere. Sicuro che ti schifo. Voglio vedere quando c'è le figlie, il marito mi tiene caccia di sta casa. Signora Concetta, voi avete una fortuna in da casa vostra e nulla sapete apprezzare. Sicuro? Proprio? Alcuni non di chi, tu marito vostro, ma che ricordo per me. Allora, la voglio morire di fama. Ma voi non ti sta a sentire? Guarda, tu convogliare a marito, mamma mia no. Ricordati che se fosse per me in questa casa non ci metti più fiato. Per molto tu? Signora Concetta, io sto completamente di male, no? Ognuno si arrangi su un po'. Se lo possiamo avanti a fare l'acqua. Guarda, Mattino, va, che tu vuoi fare dei sciripazzi? È un'altra volta. Mattino, che tu vuoi fare dei sciripazzi anche il povero Ferdinando. Sciripazzi? Senti, la settimana passata, cioè dico, Don Ferdinando, io hai giocato finora. E è colpa mia e io te ne ho giocato altro. Lei ha persuando. Permettete? Don Ferdinando dov'è? Vedi che è nella cucina. Visti? Guarda là, va. Guarda quanti soldi gettati, così pazzi in questa casa, proprio non si capisce più niente. Soldi e tali. Sono stati finiti in buona mattina, qui c'era neve. Stanotte, abiti di milioni. Ma chi non ne ha fatto fa? Mamma mia, quando Se vai! vedessi come ieri tutti e due il manicomio, non è che... no. Io devo fare. Senti, stanotte c'è un uccello stasera, tutto nuovo, tutto brutto. E c'è tutto da nuovo, sono case, alberi, montagne. Quindi siamo un catino. E deciso Don Saverio, vado da buona come le tue. La persona che c'è la gente se ne pensa calda. Guardate questa giornata. Io? La casa mia! Quando ne sentire, per fare il mio. Non è colpa mia se eravate due anni. Ma troppo confidenza. Sì, è Don Saverio. Bello, e gridate. Ferdinando! Ferdinando! Non pure la nuvola parlare. Ferdinando! Ferdinando! Ma la vaschetta, va? Ferdinando! E sudate pure. No, perché sudate non sa. Poi pure gridate. E dentro tutto ammolgati e ragazzi. Hanno cacciato il fenomeno. Ed è giusto o no? Sto fresco che i numeri. Zitto, mummia! Io, ma chiamato mummia! Ma non girare lei, che si sviluppa che manda la casa nostra troppo confidenza. Io mi scrivo. Troppo confidenza, Cos'è questa molina in questa casa? Mamma mia, non ci date là dentro di te. Ferdinando, questo è un numero. I costi di timbre e storti pure. Avete un paro di numero io te. Tu mi vuoi fare ritirare la memoria. Questa settimana abbiamo giocato più di 200 biglietti. Tu sabato vinci così. Io ti sta capa. Vedete voi, non se ne cosa regolare. Non va trovo un bancolotto, che sia che tutti i soldi in un bancolotto qua stesso. Cos'è? Cominciamo questa storia di volte. Il bancolotto che tiene della buonanima di mio padre. A chi l'ha lasciato? A me. E faccio quello che dico io, non devo dare conto a nessuno. Oh. È un guaio, molica di mano e piede, a me che mi interessa. Meglio che mi dà, perché tu la vedi nella rovina della mia vita. La mia disgrazia. Forse tuoi, dei parenti tuoi. Quando vai? Io mi avessi pensionato un'altra volta una dieta africana. Razza inferiore, basta che uno sta qui. Una donna tremenda. Tutti e due mi saziano. Tu sei noiosa. Sei scocciante capello che sei scocciante. Non te la consigliere. Scocciante capello che sei scocciante. Ma che fa? Quando vede che io sto facendo qualche errore, perché capita ogni tanto, anzi aspetta, è raro umano meglio, no?
Quella non è che mi sta zitto, no, perché io arrivato a un certo punto cambierei di condotto, ma se non lo guardi, vedo di rimediare. No, il là, mon nella verdura, questa quella, perché no? E mi facessi una buona, perché no? È l'ingannazione. Perché no? Non lo fanno accodare. Perché no? E non lo fare, perché no? E non lo fare, non lo fare. E io poi ti spiego faccio. Ma arrivo a manettini in guaio, ma poi ti spiego faccio. E fammi sentire, ma sono un po' su di spietta che non fa. No, lo so, ma tu sei la morte mese. Permesso? Neanche ti devo aiuto per favore, tu sei un è cosa che da non fare in casa mia. Avete lasciato un bangolotto solo? No, non è rimasto solo, non ti preoccupare. Ci sono stato fino a tardi e dato che ho venduto tutti i biglietti, il movimento era finito, me ne sono andato. E poi non è rimasto, ci ho lasciato la signorina del Bartolomeo, il signor Di Piazza e chi lo vuole scemico Betto. Penso che voi siete impazziti. Decine di milioni, la sorte che va, le soldi che vengono, ci sono due capelli. Qualche malintenzionato va là e si frega tutti i soldi. Io insomma vorrei sapere, perché vi pago? Perché mi pagate? Perché vi pago? Per fare il mio dovere e per servirvi sempre. Per il dovere. Ma io, sto sabato qua, sono in libertà. Chi non mi ha ricordato, non per nato. Eravamo pattuiti, un sabato sì e un sabato no. Ma voi mi volete bene, non per nato. Io che sono un po' antipatico. E non è giusto, perché io vi avevo sempre di pensiero. Sono al banco 8 volte, ho firmato dell'abbonare del vostro padre. Dici di quanto è un bar, Bar? No, ogni tanto accetto qualche ambitino, qualche eterno, qualche qualche gestuato, qualche secondo estratto. E ingarrate sempre. Ma che fa? La fortuna m'assiste, dici che non la manna a cavo. Permettete, non per nato. La settimana passata, pensate, signore, pigliai 600.000 lire sulla rotta di Bari. Vi pare una cosa giusta, no? Non riesco a fare pure un po' piacere. Scusate, sono da tanti anni che questo bangolotto, mi sono affezionato, voi per me siete come una famiglia, poi come un padre, la signora Concetto come una mamma e Stella. E quella è mia figlia. Mia figlia e basta. Madre, quella è figlia della famiglia. Io la rispetto come può rispettare una sorella. Io devo sempre dire, Stella è la corona della capa mia. Allora, per favore, state d'accordo, per favore. Chi ha capa va al bar, così non deve mettere più la corona. Che noi altri. Va via, bella. Mi raccomando, tornate presto. Mi pare, signora Concetto? No, scusate, io dove andate? Papà, come andiamo? Mi ha comprato il sapore per il nuovo, no? Che ti fa un vestito e ti porta qui per i gruppi. Papà, per il gruppo, che non sono negoziati. Quindi mi fate risparmiare il tuo prezzo. Vai, Amonini. No, aspetta, vieni qua, vieni. Papà, dica il tuo. Non ti fare fare scenario, cammino di la camera tua. Ma tutti giù, Ma tu sei pure un compagnino, Ma io mi vai, tutto suo, proprio suo, tu mi permettete, no? mi ti vai, papà, mi ti cava, te l'hai visto. Don Ferdinando, io sono stato buscato che non l'avevi fatto. Che lo schiaffo che avete dato a chi la povera guagliona è stata a me personalmente. Bravo, mi fate tutto ciò che per Natale. Non continuare per dire una scirazia. Siamo usciti tante volte, non è uscito Non uscite più. È cambiato un sacco, basta. Io non me lo levo. Voi lo cacciate. Io non me lo levo. Voi ve lo cacciate. No, non me lo levo, no. Voi ve lo cacciate. No, non me lo levo. Forse tu levo. No, no, non me lo levo. Quanti gente tu non ci vuoi da giocare pare sempre. No, non me lo levo comunque. Non ve lo cacciate. No, no. Io ve ne caccio a calcio dal bangolotto per favore. No, voi a calci nel bangolotto non mi ci potete cacciare né mo' né mai, caro Don Ferdinando, perché al massimo mi potete soltanto licenziare. Ti licenzio. Facile. Per fare questo dovete darmi una bella liquidazione. Una bella liquidazione, sì.
Parliamone. Sì, parliamo. Sì, parliamone. Ma mi faccio in mente una cosa, già che ci siamo, procuratemi il libretto di invalidità e di vecchiaia, che sono 14 anni che lavoro nel vostro bancolotto e non ho visto mai un contributo. Perché voi mi fate ridere, perché ognuno pensa alla sua vecchiaia, che c'entro io un po'. Poi lavorate, pensate alla vostra vecchiaia, io penso alla mia, E che? Io ci devo pensare. Certo. Voi siete un datore di lavoro, avete capito la mia buona fede. voi perché siete buona fede. Certo, sono cristiano. Don Ferdinando, sentite a me, non vi imbrogliate, procuratemi il libretto in validità di vecchiai, i contributi facciamo metà per uno, se no vado ai sindacati e vi inguaio, vi faccio passare un bel quarto d'ora, Don Ferdinando, pigliava a cauci, illi, scaffi, cose, cacciate un bancolone. Vi rendete conto? Guarda Ferdinando, calmati un poco, che a casa una Gianluca non si può parare più. Questo che è? Ha detto che vi scappa che la povera Non nemica dovete Dio. parlare, ma vi stare zitto, non avete dire che lei è figlio, ma ti stare zitto. Comunque, il figlio pezzo di dono non ce lo può. Eh sì, noi ci siamo principe E ereditario. fare quello che dico io, Guarda, forse malamente, ma Robertolino come un marito. È un buono giovane, sappiamo come la pensa, è cresciuto in casa nostra. Io non so sapere che andiamo a trovarlo più. Stiamo trovando. Io a Bertolini non lo posso vedere, non mi faccio male. In casa mia Bertolini non metterà tutto, non lo posso vedere. Ma a falso. E se lo posso vedere? È troppo fortunato. Amelia. Per favore. È troppo fortunato. Ma fortuna di Bertolini fa schifo. Fa paura, è una cosa demoniaca, è una cosa assurda. Poi, quando ti racconto un po', tu forse di una memoria debole, non ti ricordo. Quando Bertolini è venuto a lavorare al bancolotto nostro, A Rigore. grazie alla buona di mio padre, noi e mio padre, stanno a 600 anni l'altra volta. Quando è venuto, non rimetteva fame. Una ammazzata come la fame. Fame nera. Fame nera, una fame nera. Non si può fare un'opera di bene. Mio padre l'ho preso a lavorare proprio per fare un favore. Quindi non l'ho spiegata. Ha cominciato a giocare. E da allora in poi non c'è un sabato. No, niente. E non vince all'oltre. Terne, quaterne, quel rambo, situati. Una continuazione. Sì, senti, questa è storia. Una storia. 2 anni fa. 2 anni fa io lasciai la mia casa sul bancolone. Il gioiello di casa, sul balcone, sulla piazzetta, ai privati. Ma ci vediamo era sul posto di lavoro, con la morte di mio padre, l'impressione, ti ricordi, insomma, no? Noi siamo venuti in questa casa. Quello, tempo 15 giorni, fa un terno, in quella casa. Pare giusto. Io non me le spiego queste cose, pare giusto. Non c'è più rispetto per il padrone. Bravo, come ha detto. Bravo, come ha detto. Non c'è più rispetto per il padrone. Pure un vigilante capisce. E tu non devo mettere in la grossa. No. Poi, come una continuazione, altri 15 giorni, no, fratello, comincia a fare la ristrutturazione. Poi si sta facendo una cosa in grande. Io non ci sono stato, me l'hanno detto. Vado già. Dici che hai rotto pure la cameretta tua, voglio dire. È una continuazione. E non basta che si curte, si addormenta. Tu l'addormenti un parente di tu, un frate che è morto nella guerra, tutti lavorano per lui. Tu hai distrutto la famiglia. Io come se mi da andare come se non spettacolo. Ma io no. Volessi sapere a che ci ne importa? Se si sposa a Stella, oltre che se si sposa a Stella va buona purilla, perché con le entrate loro fanno i signori tutti due. Ma tu sei ignorante, tu quando parli di Bertolini, ti sguardi, ti esci tutto risolto da ora. Anche per scritto che lì. E così mi impiego con il Ministero di Finanza. Senti, un giorno che lavoro fate? Io gioco all'otto, vengo all'otto. Ah, prego, scusate la voglio, ma che discorsi sono? Metti caso. E dopo sposati, era un'insonnia. Non dormi più, non ti dormi più. Ma chi? Questo si può girare avanti. Ma tu stai dicendo tu che lo vince sempre?
guarda, io con centinaio di biglietti, 10 cartine di mia vita. Stai tutta la nottata su quel carameo e questo povero sul platino. E via il catarro e l'ambruenza. E stamattina si stava carino mamma mia, stavo pensando via. Vedi tu sei così io non riesco a vincere una mezza lì, no, una mezza! Ti pare giusto? Perché tu stai dicendo chi? Se la media, perché Mario Bertolini vince e tu non ne ha, ho ripetuto. Non è l'invidia! È l'invidia! È l'invidia! È sete di giustizia! Non perderà. Quindi a dica perché una continente, E quindi vai a capire, dentro un buon sangue, io tra 2 anni muoro! Muoro subito! Comunque, qui io mangiato! E ci vengo io! Che foto, un altro, sempre le vie. L'estrazione! Quello tutti i posti non si sono perduti. Ah, io ti capiamo la cosa, vieni qua. Trovate la porta, non si sono perduti. Uno, due, tre, quattro, 26, 26. Non si può giocare. Questo gioco diabolico di accannare che è molto non vede mai niente. Non si può giocare, guarda qua, va. Guarda qua quanti biglietti io faccio, guarda, tutti i biglietti io faccio. Allora non mi hai detto, guarda la pure, tu sei pronto? Qua, tutte le settimane, la prima con un fondo G, io che la G, io le tavole. No, bene, come qua dentro. Va bene, poi vedremo se dentro, però voi poi vedete. Sono due teorie, quadri no. Ah, guarda qua. E poi mi vengono a mettere a cena già. Questo non perde no, io ho fatto pure un libro, Perderà. Fatemi pure che. Però io mica sono in numero, io che probabilità. Come ti chiede, ma se non sta con lei, mi fa la morte, mi faccio bene. Guarda che bene, Ma che cazzo fai? Mamma mia, che sta aspettando? Che succede? Non c'è, ti faccio che tu non ne ho! Quando era bello, come se aspettavo solo un bandolotto con la camicia rosa, la riportavo, è venuto nella stanzetta, assieme a Don Ciccio Tabaccola, quello che ha morto 7 anni fa l'ha ricordato, è venuto nella stanzetta, vicini, e lui mi ha detto, Robite, 1, 2, piccerete, Robite, 1, 2, 3 e 4, quaterna fissa, 50.000 lire, su Paro di Napoli, e che ci può? Tu dai, io va. Sì, come ti stavo parlando, non mi sono scritto il biglietto, ma segni pure lì. Ma scusate, Martello, non mi dirà. Di che ne parliamo dopo, per lei? Ne parliamo dopo! Biglietti è mio. I soldi sono dei miei, i numeri della testa di mio padre. Non mi dirà, ma state scherzando? Non mi dici, ma che dici tu? Sono di mia! Non mi parla, non mi neanche una lira. Un biglietto, non mi raccontare in tribunale. Ma devi farmi la causa, non ti parlo, non ti Milioni su soldi di mia, vecchi numeri, te l'ha dato mio padre. No, vedi che buono buia, lo padre. Molto buono, dove pensava proprio allo figlio proprio a che documento? Cioè, guarda, tu vada a comparre. Facesse discorso un zuppettino, no? Si capisce che pensava a dirlo. Allora mo, secondo te,
mio padre è morto se non pensa per mio figlio perché non può pensare. Ma mia non ti c'è? Sai qua. Io mi pingo di perdere, no? Che per il futuro Ferdinando, che è una cosa importante. Ma sa che faccio? Me ne vaio e viene un altro poco. Sul tuo? E vabbè. E se no viene un'altra volta? E finica, il mio poco si poter ci vuole patire. Sì, ma se ne stanno venendo, io venire. Niente, signora Concetta, come fa? Io non mi preoccupare. Guarda, io te la sei sicuro che sta a sentire. Non mi preoccupate, sembrano tutti uguali. Speriamo, madre, che cavolo ci capisci meglio. Padre, volete bene? Vi ringrazio. Perché ci hai messo tutto questo tempo? Perché io ho fatto scorrere la fontana e no, è fridda. Sempre precisa, signora Concetta, è stata. Io fino a questa per voi questa bottiglia d'acqua, so ci capi piace. Vi ringrazio, signora Concetta. Però non mi voglio abusare, ogni tanto quando mi chiamo vedo un po'. Vattene fuori tu. Un momento. Mamma mia. Stare a queste stelle. Tu, una creatura benedetta, che stare a queste stelle. Ma io sono un capo strumentivo. Dillo, ha detto che mangio un biglietto in giù là. E state sicuro con Giuliano? Ti ho detto che gli parlerò io. E vedremo che tutto si calmeranno là. Però dobbiamo usare una tattica. Non dobbiamo urtarlo. Soprattutto non ne parliamo più, lui stesso metterà il discorso in mezzo e si calmerà, non vi preoccupate. Buongiorno. Come mai da queste parti? Non mi deve chiamare mia moglie? No, non mi trovo da queste parti, non mi devo trovare per denaro. Così, spontaneamente. No, che fare, la trattiera fino dalla chiesa, che bella perica, ma avete fatto piangere, pure Stella piangono tutti quanti che fulla, guarda, proprio... Devo dire la verità, mi vogliono bene, perché da te non lo paga, soprattutto i quindi fantarini, sullo scambio dei cani. L'altra settimana ebbe un grande successo con Sangue e un Papa, per non è venuto? Pieno. Peccolini, No, non è venuto. Guarda che peccato come ci trovavo. venerdì, venite venerdì, che è l'ultimo, la vista di Santa Cospei. Cadete. Santa Cospei, peccolini. Stamane ti saluto. Allora. Guarda, peccolini, quando ti vedo, biglietti non si vede. Chi non sa che ha detto quindi le notte che ci sono fatti in terra e ti dicerai un biglietto, io ti regalo bonariamente 10 milioni. Mi voglio le cose, non mi fai. Perché i soldi questi di tuo? Sì, padre, mi hanno raccontato poi. Mi hanno accennato qualche cosa, ma non niente di particolare. Sono soldi di me, i numeri di mio padre. Ma un biglietto papà, ha giocato male, con i soldi tua poi. Datti zitto, se no ti c'è un po' mi prego. Mi ha spiegato, E non ti sta. Sono stato dall'avvocato. Non c'è. Ti lasciate un messaggio. Appena torno me ne sta. Prima che mi faccia bella mia. La patria vedo. Ci vedremo, cara. Permettete, per meglio che me ne vai, Cardino. No. Vieni qua i cosinelli per il permettete. È stato all'avvocato? Sto aspettando qua? Sto aspettando qua. E quindi, che cosa deve essere? E mi vogliono ingannare. E stanno facendo di tutto per commettermi una truffa. Sì. Scusa. Mia moglie e mia figlia. Tutti in compagnia con Peccolini. No. A quando mi pare non si può trattare né di truffa né di inganno, no, caro il mio da questo non lo possiamo stabilire né io e né voi. Quindi ci vuole una persona di legge
vuole l'avvocato? Ma quale avvocato? Se mi deve cacciare soldi, sapete quanto ne decidete? No, io voglio spendere tutti, io voglio impegnare pure i quattrini. Voglio andare proprio a vedere in fondo. Ma no, ma no. No, scusiamo, avvocato, non posso capire. Ma la vedi, quando tu la vedi? Punti da che c'è da soldi. Voglio spendere se quando devi con i soldi non ci riesco a stare tranquillo, quindi devo andare fino in costa. Ma no, voi come potete parlare? Non so, allora poi si dà una persona, vai, ma convendi. Allora da voi mi lasciate la testa, questo è il mio carattere, non ti posso fare niente. Scusate, don Ferdinando, l'avvocato Lorenzo è finito. No, voi restate. Però sì. Sono io, sono pure a casa mia. Parroco della parrocchia di Sant'Ania e l'avvocato Lorenzo è Sono io, sono la parrocchia di Francesco Mercamiano, è sicuro che la conosco. Anzi, figuratevi che in quella parrocchia si sposa la buonanima di mia nonna. Io in famiglia ho avuto due preti e un canonico. Mio padre per forza in un seminario mi ha fatto studiare, lì che mi si soffrire. Si è fatto un pedenato, insieme ci stanno fuori. Ma io già facevo l'amore con la scuola mia moglie. Non faccio avvocato. No, l'avvocato pure sì. Per adesso c'è sempre un'affinità, non per dire, io assistivi e poi non assisti di morte. Veramente non è esatto quello che dite voi, signor avvocato. La nostra prima missione è quella di assistere i figli e di confortare i moribondi quando l'avvocato sono sbagliato. Mi prego, ascoltatevi qua, mettetevi comodo. Guardate la valigetta là sopra, non volete voi. Dunque, caro avvocato, si tratta di una truffa bella e buona. Io ho una patente di patrocinio mio con 4 numeri che mio padre ha dato a un certo Mario Bertolini, il biglietto di credito. Sono io. Ma il padre del signore? No, scusate, veramente. Non mi interrompete, perché sono in perso il spirito, mi spiace di tutte parole. L'avvocato non capisce, forse che non lo vedo. Ora, questo Mario Bertolini dice che qui c'è un giocatore, io si penserà a lui e a me mi vorrebbe dare un premio di 10 milioni. E voi non mollate, questo Mario Bertolini deve essere pazzo. Secondo me è Quanto biglietto l'avete voi? E credo che sembra che il servizio servissimo. No. Questo Mario Bertolini è un testimone falso. Una tragedia. Una vera tragedia, un traditore in casa, mia moglie dico, il biglietto l'ha giocato lui. Invece, No, ti dico, l'ha giocato lui, e allora? Ma i numeri li ho dati mio padre in presenza di un visto tabaccario. allora l'ha giocato lui per i soldi nostri. No, per i soldi fuori. Perché non si faccia un po' sulla compagnia? Vorrei studiare una cosa nei minimi particolari. Sembra che tra voi e Mario Bertolini non esiste smettendo. Non sia mai. Quindi, anche in società, Io ce ne cambio lì. ma se come voi dite, egli vorrebbe riconoscere un premio di 10 milioni, credo che sia già qualche cosa. E se come affermate, vostro padre gli ha dato questi famosi numeri in presenza di un testimone, e penso che qualche diritto potrebbe pure accamparlo, perciò voi seguite la vostra strada. E se questo Mario Bertolini dovesse agire in via legale, chiameremo in causa questo non si sta parlando. Non può venire. Ma non state scherzando? Non si può rifiutare, altrimenti facciamo accompagnare dei carabinieri. No, non è questione che si può rifiutare o non si può rifiutare. È un mostro. No. Vabbè, vostro padre. Ma scusate, il biglietto quando è stato giocato oggi? È stato giocato l'ultimo campo di Santa Scuola. Ma scusate, non è possibile allora che
vostro padre per questi famosi numeri a Mario Bersoni. Abba, che non mi fate ridere, per favore. Chi mi pare? I morti, quando le dà? Insomma, no, Avvocato, non hai capito. Mario Bersoni ha sognato il padre di un Ferdinando e gli ha dati 4 numeri a 20 e questi numeri ha dato in presenza di oggi tabaccato, anche egli del fumo. Allora il sogno di Mario Bersoni. no, non è il questo è l'errore. La spiego meglio. La stazione è proprio con loro, la stazione diabolica. Allora, questo Mario Bersoni abita nella casa in cui abitavo io, tempo fa, con mio padre. E che io, sai, dopo la sua morte, perché mi facevo impressione. Sai questa casa. Mo, mio padre, vai all'anima sua, le passasse in bacio, le serie si imbambite in vitti, curati in modo fuori. Si vedeva che là in quella stanza, invece, si credo che c'ero io, no? Vedi che c'era Mario Bersoni, i numeri mi voleva dare a me. Tanto è vero che l'ho chiamato Piccioletta, perché a me così mi chiamava Piccioletta, è vero, non è vero. Anche la grande mi chiamava Piccioletta. Era una cosa sua. E poi comunque io ho tanti testimoni, tante prove che mio padre aveva un'antipatia per questo Mario Bersoni che mai e poi mai ci è stata una cosa mai. Don Ferdinando, ma secondo voi cosa si fa il bulgaro giudica il tribunale? Ma convincente, no? Posso fare dati 4 numeri a Mario Bersoni. Cosa significa? Significa che potete dare un po' di testa anche alla vostra famiglia. Poiché i due, i giovani siamo. Allora se non capiamo questa testa, la nostra piaga della mia vita, la buonanima, l'avete detto voi, no? La buonanima di mio padre. Buonanima. Ecco, ha dato i 4 numeri che sono usciti. Guardate da Mario Bersoni, poi buonanima. Noi ci troviamo a parlare di anime, buonanima, buoni, della mente, no? Non voi se ne può parlare in questo livello, visto che voi ne siete come dinette, come si Conoscitori. Ma faccio prima, tu non faccio cantinino. Scusate, per avere un po' di offende, io... come potete dare una spiega? Voi sapete che io sono rimandato fiori, candele, sono la legge di mio padre, voi lo sapete. Voi sapete che io ogni venerdì vado a Camposanto, voi dovete avere piacere e dovete avere per tornare. Più 5.000 di fiori, abbiamo le persone avanti, di fiori, a noi 45.000 lire ogni venerdì. In più 4 mesi al mese a 15.000 lire l'una, me la dite voi, sapete 20.000. Fanno 60.000 lire al mese. Da quando è morto io non me lo scordo mai, Io ho sempre dato questo atteggiamento verso la buona del vostro padre, sempre dato. Allora, io spendo 45 per 4, sono 180.000 lire al mese di trasporto e fiore. Più 60.000 lire di messe fanno 240.000 lire, correggetemi se sbaglio, 240.000. È stata l'anima di mio padre che è andato in sogno a Mario Bersoni. Questo mondo dell'aldilà esiste? Sì o no? Certo che sì, e non dovete offenderlo con i vostri dubbi. Oh, ecco, bravo, avete detto. E allora facciamo un po' di conti, io no? Questo non mi viene in mente la cosa. Spendo 240.000 lire. Trasporto, lumini, candele, fiori, messe cantate, messe parlanti, tutto quello che volete. E il defunto in questione, padre mio legittimo, figli una quaterna di 400 milioni, sicuro, e la valderà alle strade. No, se permettete, c'è qualcosa che non torna. Questa persona è stata una birbandata da parte di mio padre, che io non ci perdonerò mai per così. Io lo posso perdonare soltanto perché essendo defunto non avevo il dovere di sapere che io avevo cambiato casa. Questo sì, dobbiamo appurare se c'è stata la malafede o no da parte del defunto. Questo dobbiamo fare. Rispondete adesso, non vi imbrogliate. Ma che me imbrogliare, non per voi per me pare un poco pari. Bravo, perché io non riesco quasi vinto tu e non mi date una spiegazione. Capisco che dico.
Ti spiego io, caro Don Pertinato. Le messe, io dico, messaggio non cade spinto. E non è consentito fare una speculazione. Anzi, se con questo tono vogliono ordinare, io Messi non ve ne dico più. Mario Bertolini ha sognato i famosi 4 numeri. Oh, che c'entra l'anima in questa meschinità? È sempre la fantasia che lavora. No, scusate. Voi avete detto che l'anima di mio padre, che è andato in sogno a Mario Bertolini, mo è diventata la fantasia. Ho detto l'anima per avvicinarvi alla vostra comprensione, ma è sempre la fantasia che lavora. E la fantasia che cos'è? Non è l'anima, non è tutto, non vuole capire. La fantasia potrebbe essere un residuo di un'immagine che continua a vivere il nostro subconsciente durante il sonno. Potrebbe essere però, potrebbe essere. Non ne siete sicuro? E allora, caro Don Raffaele, questo mondo dell'aldilà che abbiamo detto prima, che fine ha fatto? Ma che volete da me? Io sono un servo del mistero, che si può definire con una che sola parola, mistero. Sentite, io che posso andare in tribunale e portare l'anima di vostro padre, mistero, non per dire, in tribunale ci vogliono documenti, prove, carta bollata. E vi consigliere di istituire il biglietto al legittimo proprietario. Il direttore 15 minuti che le ha promesse, con questo me ne vanno perché oggi è meglio. Mi lasciate solo. E non c'è niente da fare, in miei rispetti, va. No, scusate, avvocato, io pago le tasse però, E che significa che io non le pago? Allora non sono tutelato, ditemi un po'. Non per dire la carta bollata, ci vuole. Io la compro, non c'è problema. Io la compro, ma c'è tanti carta bollata. E io la porto in via? Cioè, come si può? Si scrive, non per dire, che scrive? Scrivete voi, che avvocato. Io scrivo. Allora io mo manco faccio scrivere, arrivederci. Ma convinti, è un pappiere l'ansia che la povera disgraziata. Io ho capito, però. Per me c'è l'anima, per Bertolini c'è la fantasia. Ma no. Sbagliato, è umano, dimenticato, è divino. Mo, io ti la messa, rivedemi più tardi e spero che dopo passi la cosa e mi dici una bella notizia. Dammi pure. Tutti d'accordo, ma io non mollo. Don Ferdinando, ora c'è sta donna Carmela stiratrice, è venuta pure prima, però mi ci ha trovato. Falla tragedia. Un momento. Trasiti qua. Buongiorno Don Ferdinando. Buongiorno. Ora però, in mezzo ai piedi sta ora. No, non è una cosa aspettata. C'è una cosa lunga se ne parla. No, è Don Ferdinando. Proprio momento. No, come mi puoi stare con Dio, Don Ferdinando? E che sa? Io così così, Don Ferdinando. Che non facevo con un dettato. Papà. Don Ferdinando, me l'hai sognato, ma a così naturale. E a così naturale che tutta notte non hai potuto più dormire, tanto l'impressione. Ma quanto era bello, con che le camisa rosa, quando si vendeva davanti al banco, lei il giornale, proprio la prima cosa che mi ha detto è stata: Carmen, segno stanco, fammi aspettare un po'. E ma vi pare, non sapete, facete come se fosse alla casa vostra. E si aspettate e mi piede tutto mio. Tu mi ha detto: Carmen, ti conosco a 80 anni, saggio che sei una femmina fidata. E tu sola mi può fare un piacere. Piacere? Io sudavo, mamma mia, come sudavo e poverino. Tu, mi ha detto, tu hai Don Ferdinando figlio, ma e c'ha di regà quaterna speccavillo. Perché io, quando sono tratto in quella stanza, non potevo mai immaginare che c'era Mario Bertolini. No, io saggio, A quel momento che ho cambiato casa. infatti. E mi sa, il biglietto avete tua, no? Lo vedo. Comunque c'era scambiato da tua, non ce l'avete dato? No, assolutamente. C'è detto, ma scusate, non sapete, ma perché non sia voi che decidete personalmente allo figlio vostro?
È perché non so l'indirizzo. Mi raccomando, o mi facete convincere, o mi facete pigliare per scemo, perché che non mi ha detto che non ne può dare più. No, e se ci ha detto che siccome ha sbagliato, ma non mi si commissione. E se il bici che tu ne fa fare più. A fare schifare pure in gelo. Poverino, guarda, comunque io mo me ne vado. Vi raccomando, che quello un magistrato. Sì, no, potete stare tranquillo. Ma guarda, ci avete pensare che lo quando ha parlato con mia, una cosa a ci pensare ancora. Ma griccione carne, sa mamma c'è tu bagnata, don Ferdinando, è stata una visione. Potete stare tranquilli, i numeri o le do a nessuno. Ah, e voi ditemi una cosa, siete disposti a dire in tribunale tutto quello che avete detto mo? Certamente, che se la verità, sai che io mi spagno da ancora. Allora mo io ti dico, perché io quando è il momento vi mando a chiamare. Dite se la mia madre con biglietto. È in mano di voi. Va bene, stanotte su vivo ciuri. Poi la non la bene. Non so fare che ti riguarda. Oh basta, no? Comunque, sei stato patruolo. Pure tu. No, va, continua, Però non faccio il patruolo. Oh, sai, mo vedi, aspetta. Stai una camicia. Oh, nera, una camicia lenzuolo. Non perché lenzuolo camice, no. Non vedrà. Sudate. Era il mio padre, perché c'è la camicia. Hai vedete prima? Io sono un bancolotto. È giusto, io sono un bancolotto. Un'altra cosa. Che la gente... Ma contata, io te. Tu alla fine ti va tutti che hai fatto un biglietto guarda, tu quando la porti sente la porta della camera mia, lo vedo. Io non sono mai tanto delle porte lenti. Non ti parlo di droga, che siete la a me la testimonianza che mi carneva mamma e per mie sorelle. E posso stare tranquillo. La vostra mia sorella. Con chi la parlato, non sa perché dico. Un biglietto, la vincita di Mario Bertolini. Ah, sì, come capire che una pezza di scaletta. A signora del bianco. Un barbiere. E al tuo barbiere c'era uno che si capito. Cosa fa il cadetto? E si è montato un biglietto a dietro. Non passano un quarto d'ora. Ma pure una mezz'ora, ma... Uscite! Ma insomma non vuoi la famiglia, dammi la mia un biglietto che ci portiamo così un la mala figura. Ma la figura? Ma che fate capire dentro la capa con te? Non ha un biglietto. Scusate, un biglietto abbiamo il fatto in casa, non lo io il biglietto. Ma voi mi rendete conto? Io sono Ferdinando qua in giorno. E quando dico una cosa quella è. Ma come? Io ho lavorato di una quaderna di 400 milioni. 400 milioni con i cacciamando contati. E qui stavo sempre strano. Ma facciami da solo. L'avvocato dice, non posso portare in tribunale, guarda, ma devo trovare. Vabbè. Ma pensa a te, pensa alla famiglia tua, pensa a figli, più tempo passa e più perché viene il momento che voi non vuole il biglietto ce le dare. Manco se mi danno pure e mi sparano un cantellino, non so. È una ragione della salubria perché tiene una capa tosta. Ah, mi stai detto la salubria, tiene una capa tosta. Brava, Raffaele, brava. Dai, con te. Ma quando ti puoi immaginare eso? E che succede se mi tieni un biglietto? Ti manda in galera. In galera. No, vai in galera con il biglietto. Un manco. Ma non ti so io la situazione. Attacciamo subito, che a me quei soldi mi servono. Ah, io dico, quei soldi mi servono. Che lei mi interrompe sopra l'altro e mi ci viene a cuccare sopra. A te per così. E dove? Questo bancolotto.
Carogna, maledetto, che mi sta aspettando a me? Come vai a mettere il biglietto? Mi vuole fare arrestare a mente tua. Sì, lo è tutti i mattini, bello tranquillo, come l'escursionamento, che fa lavoro? Ma chiama per favore? Voldo, no? No, vai, non più domani, ma tu, voi! Che manicomio. Quanto lo dov'è? Che? Ecco, un biglietto. Gesù Giuseppe Maria, ma pure un biglietto! Caccia fuori un biglietto! Ma io che mi sta Caccia fuori un biglietto, ti documenti te, Hai tu un biglietto, vedi che possiamo mettere dall'altra giacca! La giacca, un biglietto? Non c'è, ma perché intendi? Ma perché intendi? Biglietto, Ma pure un biglietto! Ti dai sia biglietto che a casa tua! Guarda, vedi che a volte è troppo nervoso! Come andate? Che vuoi di me? Ma che è successo? Un biglietto? Forse c'è pure un biglietto! Un biglietto? Ah, che bello! Bene, mi fa piacere! Ah, mi si perso un biglietto! Ha perso! Chi non ci crede che ha perso? Ma mi danno il bacio! Ha rubato! Ha rubato! Cacciate fuori il biglietto! Luca, i latuni! Ma Luca, non me l'ha rubato niente! Io? Sono una cameriera o un biglietto? Mi la fa annunciato tu, Basta! Parlate di voi! Andiamo a vedere! Andiamo a vedere! Andiamo a vedere! Capite che noi per prima vogliono. E che c'è di male? Voi l'avvocato fate. E dirò io che invece che siete venuti voi da me, sono stato io e chiedo di assistere in questa cosa. Perfetto, Bertoli, così salviamo la faccia. Facetelo parlare, senza urtarlo però. Aspettate che voi presentino, va bene? E questo è niente! Ma si parli, che i pochi passi dalla casa, mamma! Tutti i vostri! Ogni giorno è Tutti i vostri loro partiti! Ma avete guardato pure? Guardate pure in tuo guardone, pure su una casa! Dai, cammina! Cammina! Ora stanno a fare il percorso. Tu capisci questa situazione che mi trovo nessuno si crede? Però ha ragione! No, tu non hai ragione, perché non è stato buono. Facciamo a pensare che qua. Non c'è che buona casa. Facciamo a pensare. Chiama. Ciao! Calma, tieni ragione. Non mi compro qui. Non mi sto io. Ma in ora se non come io. Dai, troppo. Io sto qua, che mi dovete dire? Ma non è il complimento, Aspettate un momento. Dunque, Bertolini, guarda che non faccio nuovo. Sono stato vittima di un furto. Mi hanno rubato un biglietto. E non si calma, vieni da scesa, ma mi hanno rubato un biglietto! Ma nemmeno il spiazzo, non mi rendete conto che succede? Ma sono 400 milioni! Non mi venga amica, non mi venga. Ma guarda che... Ma sono 400 milioni di spiazzo! Io non vedo perché di... Non vedo perché di arrabbiato. Dopo
una roba da me, mica tu! Dice che infammirite, che arrabbiate! Ma che su quanti si vogliono, si scordi di mio, Don Ferdinando, se permettete! Ora facciamo in questo modo. Siccome io sono una persona con una certa dignità, con una certa rispettabilità, Dignitoso lui. non posso andare in galera per uno come voi, tengo famiglia. Perché? Facciamo in questo modo. Questa lettera che io ho appena scritto, la ricordate la mia voce e la firma. Sì, non firmo proprio niente, No. Tu firmi quello che dico io. Io senza il mio avvocato non firmo proprio niente. Tu firmi! Prendiamo tutto. Allora, illustrissimo signor Ferdinando Guaiuolo. Adesso tu mi stai finanziando. Capito? Sono molto dolente se avete avuto dei fastidi per me in questi giorni. Vengo a dichiararvi che tutto quello che si è detto intorno alla vendita dei 400 milioni è falso. Il biglietto vincente spetta a voi, perché voi solo ne siete il padrone e il dominatore assoluto. Vi dichiaro poi che dopo 14 anni che ho avuto l'onore di lavorare al vostro bancolotto, per ragioni di salute, lascio volontariamente il posto senza avere nulla a pretendere circa le mazzette e la liquidazione contributi. Non perderà, state aspettando a me, non perderà. La situazione è che sta, tutti sono nervosismi, su stress, sono tanto una vita di stress, 42 minimi secondo me. Basti che in 4 e 4 la situazione, non perderà. Voi mi dite che vi hanno rubato il biglietto. Male. L'avete perso? L'avete nascosto. Peggio ancora, perché io vi mando in galera vi mando. Mi mando in galera? Sì, in galera, sì. E tu mi mandi in galera e io ti mando in Ma galera. no, ma si basta. Ma non sto scherzando. Sparo. Sparate. Sì, sparate. Io tanto aspetto qua, ma non fermo. Io dico. Che aspettate, tirate. Io dico che muore. Si capisce, no? Questa è una pistola, se voi sparate io muoro, no? La vita è una cosa seria. Si muore una volta sola, Mamma mia, facciamo porta pure un caffè, magari. Non importa, no? Che pensate? Sparate, voglio vedere se partite. Il signor Mario Bertolini ha chiesto la mia assistenza in questa sua controversia. Io l'avvocato faccio, è come tale che devo difendere i miei clienti. Appropriazione indebita, diffamazione, estorsione, minaccia almeno ferita guaribile in chissà quanti giorni. Calcoliamole bene, salvo complicazioni. Don Ferdinando, la causa è ottima, siamo andati su per il biglietto. Io biglietto inutile. Hanno rubato. E chi ci crede? Voi ci credete? Dategli vostra fede. No, te la puoi scordare prima, per noi. Te la puoi proprio scordare. E che succede? Mamma mia! No. Io non posso morire, non è successo. Direte voi la dichiarazione che io stesso preparerò. A casa sua, l'indirizzo lo conoscete perché una volta mi capitava. Minaccia armato, altrimenti non si dico che caso, perdonate. Come vedete era meglio se mi sparavate. Era meglio dire. Era meglio dire, tu sei una carogna. Ti sparavi in peccato. Mi passa a fare, mi faccio arrangere di te e ti piccherò io. Ma tu sei una carogna. Perché io per un muoio la famiglia mi scarica la pistola prima che capisci. Sì, per scarica, vedi? Non ci vedo un colpo, vedi? Via! Fuori! Io per causa tua! Stai a tribunale per caso!
piccavo qui. Però non si insegnate a vedere bene. Fai 400 milioni di guai, capisci un dispetto, mi ricordo sempre di tuo. Di passare 400 milioni di disgrazie, ogni volta una rovina, compresa malattie insignificanti e malattie mortali. Superiore, inferiore, questa è quella! Quindi, prendo il figlio di una famiglia persuadere fino alla settima generazione. No, fermiti, via! No, fuori tu, via! Ora! La vecchiaia! Papà, mi raccomando, papà. Non ci fate arrivare a una materia da dire, che una materia da dire, che nel macero, capite da e no, signora Quagliolo, come ci per sentire? E che da che è davvero disastrosa, signora mia cara, che ci posso fare? Mettetevi in tripagni mia. E poi signora, e che tu aiuto da maledizione, questo non mi può fare. Maria non so, poi 5 minuti che non te lo so detta, e si è spezzato un braccio. Voi non mi dite ancora necessario. Io volevo dire, comprato tirate, e a più roba nostra, manco tavolinello per salvato, ma solo Dio che io che stavo bastando, arrangiati dentro una cameretta immobiliare, creditori cavati, ne apri i buoni, signora mia. E questo che sempre puntuale con l'impegno nostro, ma l'avvocato deve essere pagato e l'unico che domingo ritirare 400 milioni di vita, signor, perché ogni volta che ci prova è passando un guaio. L'altro giorno, per esempio, mentre ci arrivavamo ad entrare a banca, mi poteva mentre ricordo una persona stanno con te, signore, non si conosce come ti ho detto, scusate, avete pazienza sbagliata, perché non potevo, mi vedo impressionante, era doloroso, avete capito? Delle maledizioni ci credi, io forse, ma sono disgraziato che si può sapere. Cardinale, Dio dà maledizione, che non mi sta a sentire, no, signore? Signore, ma voi sapete che cosa ha fatto Don Ferdinando? Siccome vale il mio nipote, tu la settimana che ho potuto ieri a lavorare al bancotto di questa passata. Don Ferdinando gli ha mandato licenziamenti per lettera raccomandata. Eccola qua. Calmatevi, signor, calmatevi, che chi le pazzo è pazzo. Qua in casa mia, signor, ci sta all'interno aperto. Oggi ho voluto fare il pranzo per festeggiare lo scampato pericolo di un mese fa. Capitato è stata solo prima, ma io ti ho voluto cucinare tutte le misille tra cucina. Ma io, mi capisco, ma guardate che buffolato. Sta facendo chiari pure la nonno mio. Signora mia, mamma mia, quindi è lui. Non la trovo, ma fino dopo mai. I trasiti da cucina, bello freddo, un freddo alla cama, sta friendo le molengiane. Hanno proprio uno dei forti in terra che eppure agli ieri che sta pure al naso in tanto. In terra, non c'è tutto di camminare. Perché c'è tipo un carillo dopo? C'è la cameriera. C'è la farina tutta in terra e le casserole una sopra l'altra. Ha bruciato ad un tuffo. Lo sapete che mi ha detto? Ma così è che un dolce ha sbagliato proprio. Invece c'è niente da crema o zucchero, c'hanno il sale. E siccome già era amara, mi ha detto, ma così la voglio fare. La cucina di mangiare, agrodolce. Sì, e io che ti schifo. Vedi, tu vuoi, e così ce lo dobbiamo mangiare. Signora, poi come mai la costipai? Non ordinavo, c'è Vede che non ti nella meno di forza che
quando mi dicono che un mese fa io solo andare in prigione e poi tra i voi sposate la vostra e poi dice pure voi famiglia fate qualcosa. Don Berdinaccio, è venuto questa lettera stamattina. La lettera di licenziamento, come con le lettere? Come facevo? Con un impiegato in meno come facevo? Tu aspettavi proprio un impiegato, un bravo giovane, la settantina, uno di quei giovani che raramente si innamora delle figlie principali, difficilmente si fanno perdere la testa. Non parlate che io dico, Ma non ho puntare e comunque, io come finito faccio rimettere la strada, per le povere situazioni. Don Berdinaccio, non sto mettendo la strada. Ma voi avete altre risorse. La vostra nipote non può, non fa niente di solo. Io che li compro e si da davanti. E poi sapete, la bimba sta 100 milioni, ma l'avete ritrovato ancora un prezzo. No, non ancora, don Berdinaccio. E allora non avete più bisogno. Buongiorno, oh, carissimo Don Rapelli, buongiorno. Bene che vi siete messi in grazia di Dio, Beh sì, ringraziamo il Signore, tutto a posto. Non ne parlano che sta cacciando la salute a tutti quanti. Parlate, sentino. Viene a capo a tossina Petra e va trovando fino da spacche. Che la cosa che da fare voi? Un bicchiere acqua quanica, Come sa fare? sì. Beh, come è? Come, Un campanile, da finire che non lo so. no, che vado io. Fai cosa se no mi fa fare male a tutto. Buongiorno a tutti. Ah, buongiorno. Voi da queste parti? Ma perché? Quale motivo? Ma perché l'hanno detto? Perché? Come fa? Era un passaggio solo per cercare di convertire questa storia della maledizione, erano tutte sciocchezze. Io avessi dovuto essere pagato una solo un po' che sono riuscito a convincere che più di biglietto, ma ho lavorato in biglietto e stato in casa. E insieme siamo andati all'intervento di Milano. Ma pensavo, prima da levare. Uno si mette a pagare, un portafoglio. Ma non lo puoi portafoglio, poi non mi torno. Mi sono fermato. E siamo rimasti tutti in canale. Fino a quando ne è arrivato un brigadiere assieme a due guardie. Allora loro l'hanno fatto sì. E indovinato un po' anche la cosa, il portafoglio. A posto nipote, Mario Cazzolini. Evidentemente il naso vedendo. Non mi venite, stai Per favore, vai a parlare. Così io rimango, allora, sinceramente, io non sto a parlare, cosa diciamo? Vogliamo parlare di minuti in modo sereno, ma io posso parlare. Quello che sta succedendo, ha del poco vergognoso, poi dalla parte, e poi per dire la parte. Sembra che fare un dei ragazzini. Allora, con tutta questa no, veramente non lo so quando in un momento di ira sia pure giustificata, qui presente non terminato, mando una manifestazione all'indirizzo del mio cliente, Mario Cazzolini. Ma che dica, no! Ma allora è questo.
Niente? Voi l'attribuite la maledizione non per me. Appena il mio cliente decide solo lontanamente di andare a pagare il biglietto, soldi che gli aspettano un diritto, succede uguale. E non più che ti passano per eso. Prendi di roba te la in campo a casa della bene. E nada per farlo. Quello che sta succedendo ora è anche il poco vergognoso. Bisognerebbe porre fine, bisognerebbe finire. Guarda, signor Raggi, la maledizione è una cosa seria. Ma una la televisione, la computazione. Voi volete distruggere tutto questo? No, io non voglio proprio distruggere niente. Ma per me non credo a questa maledizione. Però per tu padre, non sei preoccupato. Non ti spiego, ma te uno da poco a fare, pubblico stavo, ma non avevi la mano. E tu sei fatto. Ah, ma allora la maledizione, come ti detto io prima, voi l'attribuite a lui, la maledizione che ha detto lui prima. Allora secondo voi non solo ha fatto bene, ma ne avrebbe pure l'autorità. Dai, ma in ogni modo amava lei, E ha fatto bene. io non so se ha fatto bene o ha fatto male. Ma posso dire una parola io, no? La posso dire? Io non ho maledetto assolutamente nessuno. No. Tutti quanti, amici, parenti, conoscenti, tutti quanti così, non mi sbaglio, No, l'avete detto davanti. potete provare voi? L'avete Se io ho maledetto il vostro cliente, lo potete provare? L'avete detto davanti a me col sangue agli occhi. Il ghetto il suo dugno. E non si indaggia a vedere bene. Anche passare 400 milioni di guai, comprese malattie oppure perdite di casa, di la siete dunque rivolto all'anima di vostro padre. Prova a prendere l'avvocato, avete una buona memoria, però mi scoprirete qualcosa. No. Ha una condizione la io là. E se che cosa? Questi ricordi non ci aspettavano. Questa vincita era mia. Allora ho ragione io. La vincita è mia, Comunque io ho detto l'anima. Mi sono rivolto all'anima di mio padre perché la maggioranza questa crede. In fondo, in travaglio. È la fantasia che lavoro, Ma quale fantasia? Qui tu pensi all'imponderabile. Qui bisognerebbe fare dell'esorcismo, tutti sono spiriti maligni. Come esercizio, esercizio, fate una cosa. Chiedetela su mio padre. Chiedetela su. Anzi, fate una cosa dopo. Bello, bello. Pigliate l'anima di mio padre e portatela al tribunale. Oh! Ma voi siete in presenza di un prete e non vi accorgete che state bestemmiando. In mia presenza! E mo so io cosa dire. Basta! E non si deve vedere qua. Bene, compadre. Lo so, mi dispiace. Tanto buono quel vostro amico. Si è fatto in guardia. E mo cosa siete venuti a fare? Non Ferdinando, per un semplice motivo. Voglio pregarti di non pensare più a niente di tutto quello che succede. Mettiamo una pietra sopra, scordiamoci il passato, Ferdinando. Questo è il biglietto, è vostro, io non lo voglio più. Di 400 milioni mi sono reso conto che spettano soltanto a voi di diritti. Ma no, ma che c'è? Scalzato, buttato, fatene quello che volete, ma io non lo voglio. Ma che c'è? I numeri li avete già dati voi. Quindi sei troppo. Don Ferdinando, io non lo voglio questo biglietto, Don Ferdinando. Io sono ancora giovane, non voglio morire. Soprattutto lo vedo davanti, su biglietto, non mi serve, non lo vuoi. Tenete il lavoro. No, io nemmeno non voglio. E ce l'ho su biglietto. Nessuno, non avevo bisogno di fare cosa, non avevo bisogno perché siamo giovani, e tu padre che mi piace la mia tua, come chiamo io da Dio, però avete pochi compassione, no te ne va, non mi voglio più bene, non posso, per me è finalino. Tu sei convinto quando posso assurare la gente e se potessi fare per lei sui spegni, ti sta ancora soffrendo. Non deve ma tu stai sempre buonissimo. Non deve mai come le capra. E mi chiede la 20 milioni nel tuo video e sta mi faccio tutti quanti. Tu almeno sta sempre in una maniera, come si va a curce da chi si dà, e come si dà da chi si va a curce. Guarda, io non ce la faccio più,
Io non ce la faccio più, mo ci vado io il tribunale a fare la deposizione, ti faccio stare a capo di tutti quanti, perché tu Presidente della Repubblica, che sei animaletto, che natura sbagliata, Ferdinando quando si scocciante, Ferdinando sciò. E dici più allegro, un grande troppo, ma regali tu, carne a base. Buonasera Marcello. Non ti preoccupare. Quando un giovane si innamora di una giovane, parla più la mamma è solo quello basso. Dice un padronello ma sei su. Un padronello solo che le mette a fare portare i soldi, a pagare tutti quanti i servizi, cose, no? Quando oggi torna a casa, non chiedo dove sta sempre. Sei un figlio, ma da solo, no, con quel giovane. Ma quella la lei, è stata figlio. No, no, con quel giovane, stai tranquillo, me la faccio stare tranquillo. O te ci manco chi ne è? A detto di mia moglie, voi siete innamorato di amici? No, non lo devo sapere, tu figli, magari, mi aspetto. Grazie, ma è diventata una maledizione. Siete innamorato di mia figlia? Signore. E io accontento a questo matrimonio. Stai con, mo io mangiavo una schifezza che ha fatto. Voi siete tutti qui presenti. Il signor Mario Bertolini, qui presente, è venuto spontaneamente a portarmi il biglietto. Spontaneamentissimo. E io un biglietto mi prendo il momento di entrata. Mi devo prendere. D'accordo? Perché siccome ho dato questo consenso a questo matrimonio, mia figlia Stella porta al signor Mario Bertolini una nota di 400 milioni. Bravo! Pensate comunque una cosa, pure tu. Tu Stella ci devo dire bene. Devo dire assai bene per Stella l'allenamento. Mi raccomando, Se no, io... Due paroline a mia padre la vedo. Finando domenica notte. Stella, la loro figlia Carmen Orso. Mario Bertolini, Floriano. Lorenzo Struvillo, avvocato. Luciano Gagliardo. Agliello, Giuseppe Catalano. Don Raffaele Console, Francesco Cuore. La zia di Bertolini, Erminia, Elvira Osso. Carmela, Francesca Mannarino. Margherita, la cameriera, Maria Francesca Pulice. E dolce il punto Ferdinando Quagliolo, Bucarametta. Bene, grazie. Stupendi i nostri attori. Sì, benissimo. Prego la parola alla preside, la professoressa Eleonora Saia. Buonasera, io volevo unirmi al saluto che vi hanno fatto i ragazzi, i nostri ragazzi,
per esprimere il piacere a nome mio di tutte le persone che con noi vivono la nostra scuola di incontrarci in questo teatro per il secondo anno consecutivo. È una tradizione, come vi hanno detto loro, quella di ritrovarci per dimostrare quello che questi ragazzi hanno fatto e continuano a fare e sanno fare nella scuola. Ed è una cosa molto importante che questo messaggio culturale arrivi dalle scuole, perché nelle scuole sta il futuro dei giovani. I nostri ragazzi hanno dimostrato di essere dei ragazzi che meritano tutta la vostra considerazione, perché sono ragazzi di un grande attivismo e di una grande capacità di partecipazione. Tutto quello che avete visto stasera è il risultato di tanti sacrifici, di tante energie, di tanto tempo speso dai nostri giovani fuori dalla scuola. E per questo motivo che io a nome mio e di tutto l'istituto innanzitutto ringrazio i ragazzi che hanno calcato le scene. Alcuni sono più anni che lavorano in questo gruppo teatrale. E poi mi corre obbligo di ringraziare, questa volta in maniera ufficiale anche se simbolica, il gruppo dei docenti che da 3 anni sta curando con i giovani l'attività teatrale. A loro, simbolicamente, adesso li chiamerò gentilmente sul palco, l'istituto offre in segno di affetto e di riconoscenza per l'opera che prestano una targa. Sono gli artefici di questo lavoro insieme ai ragazzi sono la professoressa Wanda Como, il professore Antonio Tocci, la professoressa Rosaria Mazzuca, la professoressa Giuseppina Bozzo, la professoressa Milli Canonico, la professoressa Elvira Suriano e la professoressa Lucia Libassi. Allora, ripeto, simbolicamente l'istituto dà questa pergamena con queste parole di William Shakespeare: tutto il mondo è una scena e gli uomini e le donne non sono che attori con le loro uscite e le loro battute. Grazie. Ringraziamento particolare, io vorrei che gentilmente, almeno per una volta, visto che è il padrone di casa, salisse sul palco il signor Sergio Sicoli, a cui diciamo il nostro grazie per la collaborazione offerta in maniera così spontanea e per amore alla cultura e a queste manifestazioni. E il signor Eugenio Bruni, se è in sala, che è il nostro antiquario, a cui diciamo altrettanto grazie per l'arredamento scenico. Dietro le quinte del teatro, io vorrei gentilmente il signor Sicoli, se si avvicina, e il signor Bruni. E nel frattempo dicevo che dietro le quinte comunque per la preparazione di manifestazioni come queste lavorano tantissime persone che lavorano, diciamo, con altrettanta passione di quelle che voi vedete. Un grazie particolare, mi corre obbligo, va ad una figura che nel nostro istituto rappresenta bene il nostro personale ATA e che è sempre disponibilissimo in qualsiasi occasione a risolvere i guai della scuola. E vorrei gentilmente che facessimo un applauso a Marcello Mendicino, che è in sala. Non c'è, comunque le targhe le consegniamo dopo. Io ringrazio i colleghi e adesso diamo, ecco qua, il signor Sicoli. Grazie. Per la collaborazione che ha offerto al nostro istituto. Vediamo un attimino. Come vedete qui si fanno le cose in maniera molto artigianale. Adesso abbiamo bisogno un attimino di chiudere leggermente il sipario, così diamo
poi aggio ai ragazzi di sgombrare un pochino il campo in maniera tale che si possa poi continuare lo spettacolo. A questo momento il programma prevede una cosa che a me fa molto piacere, e cioè la presenza dei bambini delle scuole elementari di Campora. È stato un incontro, questo con la scuola elementare di Campora, in qualche modo diciamo nato così per caso. Già dall'anno scorso la scuola elementare ha ospitato, proprio in occasione dell'attività teatrale, la nostra scuola durante una rappresentazione. Successivamente abbiamo avuto dei rapporti di lavoro e queste due scuole si sono incontrate e hanno avuto, io mi auguro per quanto riguarda la mia scuola, ma sono sicurissima nell'esprimere i più grandi elogi alla scuola elementare, così ben rappresentata dalle maestre di Campora e poi dalla direttrice, che prego adesso la dottoressa Teresa Rizzo di venire sul palco dell'Elementari Pascoli. Dicevo, abbiamo avuto modo di apprezzare moltissimo il lavoro di queste maestre e di una scuola, e comunque vedere che una scuola funziona. È un felice incontro. Io mi auguro che sia non soltanto l'inizio di una collaborazione con la scuola elementare che prosegue naturalmente di Campora, ma che sia l'inizio finalmente di una sinergia tra scuole, perché è importante per i giovani nostri che crescono non sentirsi più di appartenere a questa o a quella scuola, ma di stare nella scuola così come di stare nella società. Per cui è bellissimo questo fatto che riusciamo ad avere i bambini delle scuole elementari. Io ringrazio i genitori di averli portati qui, è stato un piacere ospitarli. Accolto con grande piacere ed entusiasmo l'invito che i ragazzi dell'Istituto Decci, che con in testa la preside, hanno voluto rivolgere alla scuola che rappresento, il secondo circolo didattico della città di Amadea. Vi dirò che lo accolto per una duplice serie di motivazioni. Innanzitutto per un senso di stima e di amicizia nei confronti della collega che ha così saputo bene raccordare quelle che sono le esigenze di due scuole sul territorio, ma di due scuole lontane, se non altro perché accolgono alunni di diverse età, eppure in più di un'occasione, come diceva la collega prima, le due scuole si sono incontrate i loro docenti e hanno anche lavorato insieme in alcuni momenti. E poi perché sono convinta che la scuola elementare, nell'ottica del progetto di riforma degli ordini dei cicli, continuerà ad assumere e a mantenere quel ruolo centrale nel sistema formativo di base, un ruolo che le permetterà sicuramente di continuare sulla scia delle innovazioni, della sperimentazione, della ricerca a tutto campo. La scuola media, che sicuramente avrebbe potuto costituire il trade union più, come dire, ideale di questo raccordo, è chiamata assieme a noi a collaborare in maniera più attiva e più fattiva perché ciò avvenga. E comunque le attività alle quali assisteremo e abbiamo assistito nella prima parte di questa serata, attività teatrali e attività musicali, stanno a significare quello che il famoso documento dei saggi voleva dire tra le righe, la terza dimensione formativa, che è quella poi di indicare che lo scopo fondamentale di queste attività è quello di raggiungere un maggiore sviluppo di tutte le potenzialità dell'alunno, si può realizzare tranquillamente con attività varie.
presentare. Io vi faccio solo una preghiera, c'è qualche ragazzo, io l'ho visto, che usa il raggio laser, è una questione di civiltà, perché fa male. Vi prego di non usarlo, altrimenti tutto quello che abbiamo detto sono solo parole. Grazie e buon divertimento. Civico commerciale Diamantea. Le poesie, l'amicizia, una chiesetta riscoperta, la farfalla dal piede di Giglio sono nate nell'ambito di studi e progetti realizzati nel corso dell'anno scolastico. Il balletto coreografico sulla canzone Le Mani. L'amicizia è un sentimento puro che può sfondare qualsiasi muro. L'amicizia è come un fiore che sboccia con tanto amore. L'amicizia è linfa per i bambini, anche per i più piccini. L'amicizia è come il calore che può scaldare qualsiasi cuore. L'amicizia è un ingrediente per ricette succulenti, come quella dell'amore, con contorno di buon umore. Una chiesetta riscoperta, pezzi di muro e frammenti di rocce, scale, pareti e finestre riroccate, sassi sparsi ovunque come gocce in un mare d'erbe e di sterpi annegate. Sono le rovine della chiesa di San Giovanni che ha 7 secoli e innumerevoli anni. Fra i rudi tanti bimbi hanno giocato senza sapere ciò che sotto il cielo. La gente della chiesa ha sempre narrato senza sapere che valeva una miniera.